e quindi una riforma estremamente partecipata e condivisa. Editoriale delle 5. Allora, dato che l'Anastasia sta facendo il telegiornale, cerchiamo di parlare. Intanto Terenzani è come il giovedì, è sempre in mezzo. Allora, ci spostiamo da questa parte nella mia postazione. Allora, cosa dire? Dire che qualcosa si muove. Allora, sto leggendo robe strane da Gorizia, tipo che l'ospedale lo riaprono, probabilmente andranno a Szempet e Verdoiba. E perché no, già che ci sono, guardano anche da Gianni a mangiare alla Lubiasca. Cosa dire? Sono le 17, il temporale non è arrivato. Incredibile, il temporale che non è arrivato. Questa è la notizia del giorno, altro che stupidaggini varie. La notizia del giorno è che il temporale delle 17 non è arrivato. E allora cosa dire? Giove pluvio pluviava. Mentre noi leggiamo e guardiamo e vi dico, ciao, guardi, stasera ho degli impegni, non vi posso più di tanto seguire. Ah, se volete, dalle 20 a Manzano c'è un bel incontro tra Eddie Fabris e Bruno Pizzul sui mondiali di calcio. Vi aspetto.